Signori miei, oggi non volevo apparire in TV, ma la necessità chiama, ma il bisogno è dietro l'angolo, come l'imprevisto è dietro l'angolo. Signori miei, io voglio far vedere una cosa particolare oggi, la ragione per cui siamo qui, un verbale. Signori miei, un verbale, ecco, voi lo vedete, per venire a lavorare abbiamo preso questo verbale. Lo dobbiamo pagare questo verbale. Avete visto quanti zeri ci sono? Chiaramente stampati. Lo dobbiamo pagare. E allora come facciamo? Qui prendi l'arte e mettila da parte. Devi pagare verbali, devi pagare le bollette. Vieni a prendi l'arte e mettila da parte. Ecco qua, lui con la sua estemporanea, vedete? Lui, ecco, lui è come che... Chi sarà? Lo scopriremo. Andiamo al primo quadro. Vieni qua, vieni qua. Questo, signori miei, è un capolavoro. Questo è di un autore brasiliano. Autore brasiliano che ha chiamato il suo quadro Falcao al Nord. Signori, Falcao al Nord. Signori, vi immaginate Falcao abituato in Brasile al caldo, che se ne va al freddo e difatti si copre con un doppio petto. Falcao al Nord, è geniale. Guardate questo falco. Mettici la palla ed è Falcao. Ma la nostra oggi, vedete qui, signori miei, la nudità, no? Oggi lo splendore di questa nudità che ha in mano, poi ve lo spiego cos'è. L'abbiamo venduto, Falcao al Nord, l'abbiamo venduto. Adesso possiamo fare così. Abbiamo venduto Falcao al Nord, ma non vi avevo detto il prezzo. Quindi oggi sei fortunato perché te lo dico dopo. 109.000 euro. Ma più fortunato di così cosa vuoi? E abbiamo pagato mezza bolletta. Andiamo, signori miei, alla novità di quest'anno. Scalata di donna. Signori miei, tutti vorrebbero avere a casa un quadro del genere, con una donna che sale e scende le scale. Signori miei, lo venderemo fra poco, occhio sul vieni da me, vieni qua, andiamo qua al nostro... Questo, signori miei, è una cosa straordinaria. Signori, il titolo di questo quadro è talmente geniale e ovvio che... Ma il cielo è blu sopra le nuvole, signori miei. Il cielo è blu sopra le nuvole, ma non è, quelle non sono nuvole. Quello è cotone idrofilo, signori miei. Cotone idrofilo, cioè l'autore è geniale, ha preso un calice, quella è cera, lo capite che è opera d'arte? Ma il pezzo oggi è questo qua. Cioè, questa è tranquillamente una statua che vi potete portare, che vi posso dire, in aereo. In aereo e lei ha il sacchettino. Se in aereo ti manca il sacchettino, ce l'hai e hai la statua che ti tiene la fronte. Lo capisci che è un'opera d'arte? Mi capisci quando parlo o no? E lui, guardate, signori miei, nel frattempo interagisce, gratta l'opera e l'opera sorride. È lui che fa la differenza, è lei che fa la fendiera. Allora, andiamo all'estemporanea, dammela, dov'è? Che dobbiamo chiudere. Datemi l'estemporanea, signori miei. Questa è in aereo, non ci pagate nemmeno il biglietto. Non ce lo pagate, ricordatevi, tiene la fronte e avete il sacchetto. Allora, l'opera, eccola qua. Oggi l'opera d'arte è chiodo fisso. Quest'opera è quest'opera d'arte, signori miei, è multiuso. La calia. La simenza, la metti qua e dici, ma dove me la sto mangiando? In una cosa no, nell'opera d'arte, che la metti trapezioidale. Lo vedi che la metti trapezioidale così? Poi la giri così, la piega, te la fa come vuole lui. Allora, signori, vieni a prendi l'arte e mettila da parte. Una volta che ci avrai incontrati, non ci ricontatterai più. Ciao. La piega era giusta. La piega era giusta. No, ma non fare caricando la mente. Sono finite le mando. Siamo persi. Perché ti mangiaste tutte? No, non c'era niente. Te ne approfittaste. Buone tostate, sai? Non fate il rumore che sta cacciando.
Ah no, cacciatore, mia moglie. Avevo una mattinata che sta appresso a una zanzara ancora non l'ha potuta ammazzare. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Avevo un anno che sono chiuso in casa con mia moglie e non ce la faccio più. Non sono padrone manco un telecomando. C'è sempre Ida davanti alla televisione. A forza di guardare Barbara D'Urso e l'Isola dei Famosi, ormai cammina tutta la giornata col muso a culo riaddina. A così. E se fai fotografie tutta stoccata. L'altro giorno l'ho vista ferma così e ci disse: ma che hai? C'è una posa sexy. A me mi pare ernia al disco, t'ha a fare controllare che qualcuno buono ci disse. Mi fa: sei un ignorante. E sei andata a mettere le calze a rete. Arrivò con queste calze a rete, i sosta gran cusciazza e mi fa: amore, guarda, precisa a Belen. Mi dovete credere, mi veneva i chiangere. Ci disse: amore, se la mette Belen è calza a rete. Se sta a rete te la mette tu, a coscia ti pare una mortatella. Dici: no, cretino, io ho capito, io voglio diventare influencer. Ma va vestite, che se l'influencer te viene, ma correre per ospedale. Tu sei vecchio, mi ha detto, sei vecchio. Ormai c'è TikTok. Chi c'è? TikTok! Io sapevo i TikTok, i caramelle. TikTok è un'applicazione sul cellulare dove tu balli e la gente ti segue. Tu balli e ti fai un sacco di seguaci, un sacco di followers. Io voglio un sacco di followers. Amore, tu stai scendendo followers, ascoltami. Aveva ragione mio padre quando gli ho detto: papà, è stato amore a prima vista. Mi fa: a prima vista? Racci la nata taleata, ascoltami. Vale, oggi tocchiamo un argomento importante. Non lo so, grazie Mare, tu mi tocchi però. Non mi toccare per ora, basta, una volta sola. Perché qua mi può toccare solo una persona, io. Va bene? Non mi può toccare più nessuno. Allora, oggi toccheremo un argomento importante. C'è solo mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Ci sei? Vai. Sei pronto? Vai. Tu a casa hai una vita tranquilla, giusto? Insomma. Però voglio dire, i tuoi giornate si svolgono a parte di come mettere a modo, cose, tutto a posto. Va bene, pronto? 10 minuti su una casa, ma c'è un po'. 10 minuti Ci sei? Vai. Hai la suocera che vive a casa con te per partito preso? Azzeccasto riscosso. No, tettorissimo! Allora, hai la suocera che ti controlla quante volte apri il rubinetto dell'acqua caura? Ma magari tu la soggi a casa. Io ti stai facendo una domanda io poi ho la casa grande, ho la dipendance, capito? Come suocera cioè stando stesso coso mio, però sta a 250 metri per dire. Io là a casa e mi controllo l'acqua. Perfetto. Hai la suocera che ti controlla se quando arrivi a casa ci azzappari proprio dentro perché c'hai i piedi sporchi di fuori? Ancora ti sta sentendo come suocera? No, ma manco completamente. Hai la suocera che ti controlla quando formaggio ci metti da pasta perché un cucchiarino da bastare? Mare, non puoi essere, tutte queste cose fanno suocera, tu come sai? Ma perché tu, figli di mia, tu devi ripetere. Ma tu... sono tutti stessi? No, come tutti stessi? I suoceri. Questo non te lo so dire se sono tutti stessi, ognuno si chianci a so. Tu ti chianci a to, io mi chianci a me, e tu sappiamo cui si chianci a so. E noi chi sto, lo sappiamo. Io salutiamo. E io salutiamo. Hai la suocera che quando ti fai la doccia ti spia dallo spioncino per vedere quando bagno schiuma tu ci metti e se tu ci dici non ce n'è, e tu ci dici mettici l'acqua, agitalo e tu biri in godo? Se mi deve suocera lo spioncino finisce la discussione con mia moglie. Va bene, allora, hai comunque la suocera che non la puoi buttare fuori di casa perché l'unica pensione che arriva a casa è quella di tua suocera? Meno male che c'è Ida. Ah? Meno male che c'è Ida, Rico. Spruzzo presenta Cordoril, l'unica corda compresa di bavaglio che ti permette di legare tua suocera in una sedia per 2 settimane. L'unica corda che una volta che stringi non si allenta. L'unica corda che è l'unica al mondo che una volta che tu tirai i giri diventa ferro filato. Provala. Provala, mare. L'unica corda con delega per la pensione. Così ogni giorno uno attacchi a tua suocera, tu appicchi pensioni e tua suocera non c'è più. Allora, a delega, a delega, Rami. Ma però lo sciogli. Mare, scioglimi.
No, ma come Ma attaccare a me suocero, io sciogli perché me la stai attaccato io. Spruzzoril presenta Cordoril, l'unica corda che se sbaglia a mendiratilla non si toglie più. Mare, leva mille. Mare, ci appizzasse tutto così. Mare, Ora ci vuole Spruzzoril, quello là... mare, scioglimi che mi stai sentendo male. Mare, aspetta un minuto. Said, portimi, come si chiama, lo Sbitoril, de Spruzzoril. Non c'è la maglia da accattare. Mare, 2 settimane? Ah, sta 2 settimane così. La pensione quando hai pigliato Sogger? Io non uno. Ma dai per stio qualche cosa. Vediamo. Vabbè, poi Ruan. Compare, non mi posso dimenticare della mia infanzia le parole che tutte le mattine mia madre mi diceva. Arazio, te ne sei cambiate le mutande? Non si sa mai, un incidente, qualche cosa, finisci in ospedale, cosa possono pensare i dottori? E io già mi vedevo su un lettino di ospedale grave con tutti i dottori intorno che invece di curarmi mi guardavano le mutande e dicevano però se le poteva cambiare stamattina. No, pronti? No, per favore, no, Trucco e parrucco no, grazie, perché dovete capire che io non ho un buon rapporto con la vanità, al contrario di quello che si possa pensare. Qualche tempo fa ho provato a farmi, quando spopolò la moda delle unghie XL, ho provato a farmi queste unghie giganti. Allora, partiamo dal fatto che per farle ho pagato 60 euro, che ho pensato forse è compreso il porto d'armi, perché sono entrata in un centro estetico con 2 mani e sono uscita con un set di coltelli in acciaio inox inossidato. Rientrata a casa il mio gatto mi ha vista, si affariva lì, dice ma che ci sta a fare? Per fortuna c'era il mio ragazzo, l'ha intrattenuto dicendogli non ti preoccupare, perché da oggi i grattini mi puoi fare tu. L'unica che era rimasta contenta era mia madre. Mi ha visto e mi fa che belli sti coltellazzi, perché non te li conservi per il corredo? Ed ecco che uscita dal centro estetico la mia vita inizia a farsi strada per portarmi in un altro centro, ma quello di salute mentale. Perché non solo avevo speso 60 euro per dei rastrelli portatili, ma stavo prendendo coscienza del fatto che non riuscivo più a fare giusto alcune semplici cosine. Tutto ciò che provavo a prendere con le mani mi scappava tipo pesce appena pescato. Oltre al fatto che non riesci più ad alzarti i pantaloni dopo essere andata in bagno, o toglierti le lenti a contatto senza cavarti un occhio. Ma soprattutto quando vai a fare la spesa, prega che non ti cadano le monetine per terra. Una volta ho grattato talmente tanto l'asfalto che sono riuscita a riportare alla luce i reperti storici. Ora la mia casa è un museo, ma l'euro ha riso in terra. Sono sicura che dopo aver affrontato tutto questo anche tu guarderesti i lacci delle tue scarpe con la stessa intensità con la quale si guarda un'equazione algebrica. Ma la cosa che ha messo KO il mio sistema nervoso centrale è stato utilizzare il cellulare. A tutte le ragazze che hanno la fantastica ebbrezza di provare le unghie formato XL, vi consiglio di imparare a scrivere o conciare. Sono sicura che se provaste ad ordinare su Amazon un jeans a zampa d'elefante, vi arriverebbe un elefante key jeans per intenderci. Dall'esterno si può pensare che in realtà possano migliorare le tue abilità motorie. Ecco, questo accade soltanto in cui ti devi pettinare i capelli e non hai una spazzola a portata di mano, o al massimo quando devi toglierti le escrescenze dal naso. Ma per il resto hanno la stessa utilità di un Tampax in menopausa. Alla luce di tutto questo ho ovviamente rinunciato alla fantastica ambizione di avere le unghie formato XL, prendendo coscienza del fatto che sì, la mia tolleranza si misura col contagocce, ma da oggi preferirei di gran lunga farmi crescere 2 centimetri di peli sul dorso nella mano, piuttosto che farmi crescere 2 centimetri di unghie. Chi lo sa che faccia? Lupin! Ma perché sei tu Lupin? Io non ti conosco, però immagino il tuo volto bello. Un mix tra Brad Pitt e Gianni Emanuele. Wow. E chi ci faccia i film? Non mi conosce e già mi desidera. Ciao bella! Ah! Ma scusa, ma tu perché stavamo ballando così? Ma come vieni? Ma come? Non mi riconosci? No, che cosa, per chi sei? Io sono il ladro dei ladri. Questa categoria professionale mi interessa alquanto. Sei per caso Diabolic? Diabolic, mi stai vedendo? Tu da Niura? No. Sei allora Gigen? No, Gigen porta il cappello, io non ce l'ho. No, nemmeno quello. E dammi un indizio, ho capito chi sei, amico mio? Io sono Lupo Alberto! questo è l'ario, Lupo Alberto. No, sono Oh. Ah, te lo dico io. Sono Lupin. Lupin. Sì. Tu, Non ci credi? Nessun documento? con quella tigna, con quella pancia. Magna. Tu sei Lupin! E io tutta la vita ho sognato Lupin e così. Mi sto sentendo male, mi sta Oh, ma mi venendo. sta schiffiando, Romano. non ci posso così, dire, non ci posso dire. Vabbè, non sono Lupin, no! Sono Iuzzo,
tutto per te. In carne e ossa. Peggio ancora, io insomma mi sta venendo una crisi, non ce la faccio più. Tu puoi fare il lupo mannaro, l'uomo lupo, tu puoi cantare il cantalupo, cioè puoi mangiare il cantalupo. A me serve solo una lupara. Sai che faccio con la lupara? Non te lo dico cosa ci faccio. Non te lo dico perché mi sta venendo una crisi. Non te lo dico. Mi sono messo una cravatta, mi vestito, ma che fare? Poi viene a chiesa per essere Gigi che non può capire la sigaretta. Ma già faccio il culo, e qui che sta a fare diventare pazzo. Io mi vesto dello bene non ci piace, io mi vesto di chi non ci piace, ma che cosa devo fare? Pure ci lei, ma che fa? Iuzzo! Arrivo!